TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte di sabato 22 marzo, intorno alle 4:20, i vigili del fuoco sono intervenuti a Noale, dove un'esplosione ha fatto saltare il postamat dell'ufficio postale, devastando completamente i locali. I vigili del fuoco, corsi da Mestre e Mirano, hanno avviato una verifica statica dell'edificio su richiesta dei carabinieri e dei residenti. Il controllo è ancora in corso per escludere eventuali lesioni strutturali all'immobile. Episodi simili sono avvenuti sempre nella notte nel Trevigiano, precisamente a Mogliano Veneto e Onigo di Pederobba. Ancora cronaca. Nel pomeriggio del 19 marzo i carabinieri del nucleo natanti, durante un controllo effettuato all'interno di un esercizio commerciale di Venezia, hanno proceduto al sequestro amministrativo di 991 confezioni di prodotti vari, articoli casalinghi e ferramenta, non conformi al codice del consumo, poiché privi delle prescritte indicazioni sulla denominazione merceologica dei prodotti, sulla composizione dei materiali, sul paese di origine e nome dell'importatore, nonché sull'eventuale presenza di sostanze tossiche o nocive. Inoltre sono state sequestrate 3.318 confezioni di giocattoli di varia tipologia, poiché privi della prescritta marcatura CE e delle avvertenze sull'utilizzo. Al titolare dell'attività è stata elevata altresì una sanzione pecuniaria per un importo complessivo pari a circa 4.000 euro. Il materiale sequestrato al termine degli accertamenti verrà distrutto, previa confisca disposta dalle autorità competenti. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Jesolo, dove la giunta comunale ha approvato 3 importanti interventi legati al potenziamento, alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità sul territorio comunale, per un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro. La parte più cospicua delle risorse viene destinata alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica delle piste ciclopedonali di via Oriente, via Cagamba, via Trinquet e via Fornera. Per la manutenzione delle strade il progetto prevede la sostituzione della segnaletica stradale vetusta o danneggiata, la rimozione di barriere architettoniche e la sistemazione del verde pubblico lungo alcuni tratti di via Trinquet, via Borgo San Giovanni, via Burano e via Salsi, via Belgio. Oltre a migliorare il decoro delle strade interessate, l'intervento garantirà una maggior sicurezza a tutti gli utenti che percorreranno le vie. Sarà poi messa in sicurezza una sezione di via Cristo Re con l'installazione di un guardrail dove non è presente la golena sul lato verso il fiume, percorso ogni giorno dai residenti nonché dai pulmini del trasporto scolastico e proprio per questo da tempo richiesto dagli abitanti della zona. E ieri il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, accompagnato dai presidenti delle società sportive GS Scaltenigo Nevio Calzavara, UC Mirano Paolo Mario Bustreo e US Zienigo Claudio Pertile, e alla presenza di tecnici del comune, dei progettisti e delle imprese appaltatrici, ha presentato i lavori eseguiti e quelli programmati presso gli impianti del polo sportivo della frazione di Scaltenigo. In particolare, nel corso della cerimonia sono stati inaugurati il nuovo impianto di illuminazione del patinodromo Manuel Calzavara, i lavori di riqualificazione degli spogliatoi del campo da calcio che saranno completati entro l'estate con l'impermeabilizzazione delle tribune e la realizzazione dell'impianto di illuminazione. I lavori per la realizzazione del nuovo ciclodromo, un anello di un chilometro dedicato ai giovani ciclisti e all'attività di educazione stradale, opera che sarà conclusa entro l'estate e che sarà intitolata all'indimenticato campione del ciclismo e anima dell'UC Mirano Attilio Benfatto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.